In onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da Fè. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, a chi ci sta vedendo anche in video attraverso il canale 252 del Digitale Terrestre, la app e il sito. Buongiorno a tutti e buongiorno anche al nostro ospite della trasmissione di oggi, che è Caio Mussolini, che dovrebbe essere in collegamento con noi, che avete già conosciuto la settimana scorsa e il cui libro abbiamo commentato appunto nell'intervista che avete ascoltato martedì scorso. Buongiorno Caio, grazie, ci diamo del tu per comodità di discussione e di comunicazione. Grazie per essere con noi anche oggi. Oggi io vorrei fare una cosa diversa dal parlare di questo libro, che intanto però faccio ancora vedere, lo vediamo anche nella copertina in sovraimpressione, Mussolini e il fascismo, l'altra storia, edito da Edistorie. Un libro che è solo il primo, no? Perché ne seguiranno altri, visto che la storia di un periodo lungo del nostro Novecento, come quello che fu il periodo fascista, certamente non è condensabile in poche pagine. Già hai fatto un lavoro straordinario di sintesi in questo primo volume, no? Che si occupa di tante cose, l'avvento del fascismo, il consolidamento del regime, alcune figure di antifascisti per come sono state raccontate e invece per come sono state poco conosciute, perché tu hai messo insieme la cultura, la finanza, l'economia, i patti lateranensi, la lotta alla mafia, il caso di Ida Dalser, Benito Albino, la campagna demografica, lo sport, insomma tanti capitoli che sono solo iniziali rispetto a ciò che verrà raccontato penso in altri 3 libri, se non ho capito male, ma di questo avevamo già parlato l'altra volta. Io voglio solo rilevare che questa questione del fascismo non è una questione irrilevante oggi, perché è usata come strumento polemico ed esclusivo di certe culture politiche, ma anche di certe personalità, perché agisce anche ad personam, no? Quindi è usata come strumento per discriminare ancora oggi e per fare una facilissima polemica politica che tende ad escludere tutti quelli che parlano di pacificazione, difficilmente però conoscono i fatti. E questo libro, io mi sono permesso l'altra volta di dire come fa un pronipote figlio del primo nipote del primo figlio maschio di Benito Mussolini come te, come fa un Mussolini a raccontare Mussolini e il fascismo. E questo è il lato interessante invece di questo libro, perché uno che si è visto pesare addosso, permettimi questa espressione, tu capirai il senso in cui la dico, questo Sono cognome, perfettamente no? d'accordo. Ecco, uno che si è visto pesare addosso questo cognome ha più ansia di verità probabilmente di chi dovrebbe per mestiere cercare la verità, cioè gli storici, cioè i giornalisti in buona fede, cioè i politici seri. Ecco, uno che ha portato sulle spalle questo cognome, forse la verità la vuol conoscere meglio degli altri. Questo è il punto di partenza interessante del tuo libro. Se poi uno dice la verità non esiste, è vero, probabilmente è vero, però determinati fatti esistono. E io in questo libro ho trovato una quantità di fatti su tutti gli argomenti che ho citato prima velocemente, che in parte conoscevo, ma in buonissima parte anche no. Quindi i fatti sono fatti, poi ognuno può interpretarli un po' come vuole, però prima devo conoscerli. E questo è un libro di grande utilità sotto questo punto di vista, di conoscenza. Dovrebbe stimolare un bellissimo dibattito che ci permetterebbe, a mio giudizio, poi finisco qui perché apro subito la seconda parte della trasmissione, ci permetterebbe storicizzare realmente in maniera seria, conoscendo i fatti, questo periodo fascista, ci permetterebbe di spazzar via tanta, diciamo così, retorica escludente, retorica politica pericolosa, anche perché quando tu non parti dalla verità è pericoloso il percorso che intraprendi, no? E non è giusto, e non è corretto, e non fa bene neanche al paese e al tono civile di tutti noi. Questa qui sarebbe un'opera veramente di storicizzazione, di discussione, di purificazione di tante impurità che inquinano il dibattito, la mente, la politica, il giornalismo, la storia. Quindi leggetevelo, è la prima cosa, così fatevi voi un'opinione di che cos'è questo libro e di quanti spunti può permettervi di darvi. Ma a me interesserebbe oggi, ti lascio subito la parola, Caio, ma nel frattempo vorrei lasciare la parola anche a chi ci ascolta da subito, perché abbiamo una ventina di minuti abbondanti adesso da qui alle 11, e mi piacerebbe capire cosa vuol dire fascismo per chi ci sta ascoltando. Magari qualcuno avrà forse già letto il libro e iniziato a leggerlo. Io sono arrivato più o meno
alla metà perché è bello denso, ogni pagina ci sono tante note che ti richiamano a tanti dati di fatto, non cose strampallate, e ti permettono di conoscere degli elementi, tantissimi elementi in più rispetto a quelli che mediamente conosciamo della storia. E quindi qualcuno avrà iniziato a leggere, qualcuno magari si incuriosisce, ma in tutti noi la parola fascismo, fascista suona in un certo qual modo, no? A me piacerebbe capire come suona per chi ci sta ascoltando, cosa vuol dire per voi fascista? Cos'è il fascismo oggi, 2025, e cosa ne sapete voi del fascismo? Perché un'altra bella cosa che tu scrivi è quando uno dice chiede a qualcuno, tu sai cos'è il fascismo? Allora, la risposta è mediamente banalizzata, standard, è la violenza, è la sopraffazione, è il regime, è il terrore, e via dicendo. E invece è tanto altro, no? E questo non vuol dire rivalutare o essere nostalgici, no, vuol dire fare operazioni di conoscenza, questo è il punto. Allora, che cos'è per chi ci sta ascoltando il fascismo? Lascio subito la parola a te, ma intanto invito anche coloro che ci ascoltano a intervenire in diretta allo 02 92 94 7222, ma anche a scrivere, anche audiomessaggi, al numero WhatsApp 340 6709 659. Caio, a te la parola. E scusa per la lunga introduzione. No, Giulio, intanto ti ringrazio per questa opportunità, per questa disponibilità, per la lunga introduzione, ma quando si parla di questi argomenti che spesso vengono banalizzati, come hai evidenziato tu prima, in termini di buono, cattivo, giusto, sbagliato, ti fa già capire la complessità di questo argomento. Allora, il libro nasce, come ho avuto modo di dire la prima volta che ci siamo incontrati, nasce da una mia diciamo, voglia personale legata alla mia famiglia, legata a quello che io ho vissuto. Ricordiamo che io ho avuto modo di parlare e anche stare molto con i miei nonni, quindi Vittorio e Orsola. Vittorio è il primo figlio maschio di Benito Mussolini, che avevano vissuto quel periodo, quindi erano testimoni oculari di quel periodo. E io una delle cose che ho sempre notato nella mia infanzia, nella mia adolescenza, era questa specie di dicotomia fra gente che ne parlava bene e gente che invece ne parlava male, e ho sempre pensato che ci dovesse essere una via di mezzo. Non c'è nulla di 100% giusto né nulla di 100% sbagliato. E quindi io nel mio libro, quello che ho fatto, in base alla mia esperienza personale, in base ai libri che avevo letto, in base alle testimonianze che ho raccolto negli anni, è stato quello di riassumere. Tu hai usato una parola prima, sintesi, e penso che questo sia la parola giusta. Io ho fatto una sintesi con decine, centinaia di fonti che ho citato, proprio per evitare quel problema al quale tu facevi menzione prima, no? Come mai il nipote del duce scrive, pronipote del duce scrive un libro, e quindi sicuramente non degno d'attenzione, perché tendenzialmente per la vulgata qualsiasi cosa che non piaccia loro, qualsiasi cosa che non va dove loro vorrebbero andasse, viene automaticamente tacciata di inaffidabile, di non degna di essere considerata, viene tacciata di revisionismo. Questa è una delle accuse che viene fatta a molti storici quando iniziano a descrivere i fatti in maniera un po' diversa da quella che è stata la vulgata. Vi faccio un esempio di storici di grandissimo spessore come Renzo De Felice, che quando vennero fuori i suoi studi, ricordiamo che Renzo De Felice è un uomo di sinistra, quindi quando vennero fuori i suoi dati concreti, veri, provati, con le fonti, venne attaccato da sinistra. Ma senza andare tanto lontano, ricordiamoci a inizio degli anni 2000 con Pansa, i suoi primi libri, il primo fra tutti è stato Il sangue dei vinti, come anche lui sia stato attaccato dalla sinistra. Perché? Perché metteva in discussione dei dogmi che erano intoccabili. E io stesso ho scritto nel libro, quando mi attaccheranno, come già è avvenuto, dandomi del revisionista, io semplicemente evidenzio, faccio presente che la storia è revisionismo, ovvero la storia non è un qualcosa di monolitico, cambia a seconda delle informazioni che si hanno, dei nuovi archivi che si aprono, nuove fonti, nuove testimonianze, quindi di per sé, per definizione, la storia è revisionismo. E quindi quando mi danno il revisionista, io, quello sorridendo ovviamente, riprendo le parole di Pansa dicendo: guardate, non chiamatemi revisionista, al limite chiamatemi completista, ovvero io vi do una visione a 360 gradi di quel periodo. Ed è questo l'obiettivo che mi sono prefissato nel libro. Allora, ci scrive Paolo via WhatsApp: cos'è il fascismo? Storia, scritto in maiuscolo, con tutto il bene ed il male. Il che è inoppugnabile, però la storia bisogna conoscerla, no? E questo torniamo al punto. Quindi Sono perfettamente d'accordo con lui, anche perché stiamo parlando di storia che è iniziata più di 100 anni fa, più di un secolo fa.
Eppure oggi non si vuole ancora storicizzare il fascismo. Oggi purtroppo il fascismo non si studia. Oggi purtroppo il fascismo viene demonizzato oppure usato, come hai accennato tu nell'introduzione, come una clava da usare contro qualsiasi persona o idea o qualsiasi proposta che non piace a una precisa parte politica. Perché diciamo che la questione dell'uso a vanvera del termine fascista ha radici molto lontane. Ne parlava già Benedetto Croce in un suo articolo, come sai l'ho citato nel libro, Sì. del 1944. 1944 già lui diceva che si usava come una clava dal punto di vista politico l'uso a vanvera del termine fascista. Quindi io penso che la storia fascista, e più l'ho approfondita in questi anno e mezzo di intenso lavoro, per quelli che saranno poi alla fine 4 libri, io stesso ho scoperto, cosa che non sapevo, la complessità e soprattutto gli equilibri, una realtà sociale molto diversa, un mondo completamente diverso. Allora, Quindi Caio, abbiamo... una storia da approfondire. Ecco, mi permetto, poi avevo 2 telefonate che passiamo subito, mi permetto di citare i capitoli dedicati a Giacomo Matteotti e a Antonio Gramsci, che sono illuminanti, secondo me, dell'approccio che tu hai avuto rispetto a questa questione. Questi sono 2 martiri antifascisti e 2 icone che vengono usate anche oggi in maniera molto potente. Però è utile e opportuno conoscere alcuni fatti prima di credere alle icone, no? Che sono tutte cose belle a posteriori, ma i fatti sono fatti e quindi da questo punto di vista il libro è utilissimo. Ci sono 2 telefonate allo 02 92 94 7222. Quindi cos'è il fascismo secondo voi? Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, io sono Maria. Prego. Brescia. Sono del 34, perciò ne so qualcosa. Io mi ricordo che Napolitano aveva la camicia nera. Dopo via la camicia nera ha messo quella rossa, che è diventato anche il capo dello Stato. Capisce? Anche Giorgio Bocca, però dopo Giorgio Bocca si è convertito, è lo stesso quello di Repubblica. Quanti e che massacri che c'è stato nella zona, finita la guerra, nella zona rossa. Beh, se lei va sul timone di qualche anno fa, comunque c'è tutto, più di 160 sia sacerdoti sia persone che erano democristiani, così sono state uccise. Com'è Righi, quel ragazzino 14 anni è stato massacrato. Allora, Signora Maria, scusami, Caio, no, ti mi interrompo. emoziono quando sento... No, scusami tu, ti interrompo perché c'era l'altra telefonata in attesa, poi ti lascio subito la parola, però. Pronto? Sì, sono Walter. Allora, Walter, cos'è il fascismo? Cos'è il fascismo? Allora, io ti faccio un elenco delle letture ultime che ho fatto. Vabbè, Buscaroli me l'hai consigliato tu ed è fantastico. Quinto Navarra, che era come si chiama? L'attendente di Mussolini, e i libri di Panza li ho letti tutti. Cos'era il fascismo? Il fascismo era come tutte... No, cos'è? Cos'è? Attenzione, non cos'era, perché cos'era dovrebbe essere un mestiere da storia. Ma cos'è? È un fantasma, oggi è un fantasma che viene rievocato da chi non ha null'altro da dire, ma chi conosce davvero le storie perché le ha lette, capisce che c'è, come in tutto, anche nella democrazia più liberale del mondo, c'è il buono e il cattivo. E la differenza, in quel caso, nel fascismo, a mio modo di vedere, l'hanno fatta gli uomini, da quello che io ho letto. Perché l'idea in sé, a parte poi le leggi razziali, l'idea in sé era un'idea sociale fantastica, nasce dal socialismo. Benito Mussolini era un socialista, quindi come si dice, la costruzione della società per incrementare il livello sociale del popolo nasce da lì. Prima di Mussolini chi c'era? Scusate, me lo dite, chi c'era? La democrazia cristiana? No, c'era il re. Dopo di lui chi c'è stato? Ma anche ma anche durante c'è stato il re. Esatto. E lo statuto albertino. Esatto. Il fascismo è oggi un fantasma che viene rievocato per
tappare la bocca a chi vuol dire la verità. Leggessero sti cacchio di libri, scusatemi, ma se uno legge, un giornalista che non legge, busca, poi vogliamo mettere il carteggio, il rapporto epistolare con Churchill, vogliamo dire che Kennedy è un estimatore di Hitler che ha risollevato la Germania da un buco dove andavano con una carriola a comprare un chilo di pane? Allora, se le cose, le persone le sapessero, le conoscessero davvero, io ringrazio Caio Mussolini per scrivere queste cose. Allora, il suo libro lo leggerò. Vabbè, ok, grazie. Grazie a te. Lascio subito la parola a Caio, poi ci sono 2 messaggi via WhatsApp. Allora, due interventi molto interessanti. Mi ha commosso la signora Maria. Io di signora Maria ne ho conosciute tante e di persone che mi hanno raccontato la loro testimonianza. E ripeto, in 20 anni sono state fatte tante cose e lei ne ha citate alcune. Nel libro, questo primo libro, io parlo dell'inizio, la nascita e il perché è arrivato il fascismo, che contrariamente a quanto si crede, il fascismo non ha iniziato la violenza, il fascismo ha contrastato la violenza che già c'era in quegli anni, dopo la Prima Guerra Mondiale, per impiantare in Italia un regime di tipo bolscevico. Quindi c'era una sinistra socialista e gli anarchici che attraverso la violenza, una grandissima violenza, io invito chi ci ascolta, specialmente i più giovani, a leggere cos'è stato il Biennio Rosso, oppure cos'è stata la Grande Paura in Italia. Grande Paura che quasi ha portato a una vera rivoluzione socialista che poi non c'è stata per paura dei vertici del Partito Socialista. Quindi dopo aver per tanto tempo predicato la violenza come maniera per prendere il potere, alla fine hanno avuto paura. Di questo ne scrivo nel libro e di questo sono responsabili i vertici del Partito Socialista dell'epoca. Io, come ti dicevo prima, il lavoro più difficile, l'ascoltatore che ha parlato dei libri, ecco, anch'io ho letto tutti quei libri, ma quante persone lo fanno? Purtroppo oggi è difficile trovare in un periodo così largo, e il problema che io ho trovato è che ogni cosa che scrivevo poteva essere scritto un libro su quello. Quando io scrivo magari mezza paginetta di un argomento, non so, un qualsiasi argomento, per esempio dal punto di vista economico o per esempio dal punto di vista sociale, culturale, ci sono dietro quelle poche righe dove io cerco di riassumere, ci sono decine e decine di libri. Basta vedere Liri, fatta dal Duce per contrastare la crisi del 1929, crisi che aveva colpito il mondo occidentale, e in Italia ebbe molte meno conseguenze negative. Perché? Proprio per l'idea dello Stato di intervenire in una maniera che non si era mai vista prima nell'economia, per sostenere l'economia e le banche, perché poi c'era stato anche non solo l'IRI, ma anche l'IMI. Quindi il periodo storico è così denso di eventi che poi alla fine la gente non sa nulla, se non quelli che leggono magari romanzi. E in questo caso parlo per esempio di Scurati, che è diventato il responsabile, no, del verbo a nome la Vulgata di portare avanti cosa è stato il fascismo, quando io ricordo che il signor Scurati non scrive libri di storia, va bene? Lui scrive libri, romanzi, romanzati. C'è nella copertina del libro, in maniera molto furbesca, lui l'ha scritto piccolo, molto piccolo sulla destra, quasi non si vede, ma un attento osservatore non può sfuggire questo. È un romanzo. Ciò che lui scrive è come Zorro, è come i Tre Moschettieri, potrebbe essere come Harry Potter, va bene? Purtroppo la gente, leggendo quei libri, che tra l'altro sono anche libri brutti, sono libri dove si mistifica la storia, va bene? Per un tornaconto personale, la gente dopo aver letto quei libri pensa di sapere cos'è il fascismo. No, non lo è. Io con il mio libro, in maniera ineccepibile, perché vi assicuro che mi sono posto la domanda quanto mi attaccheranno per questo libro, io in maniera ineccepibile ho citato tutte le fonti di quel periodo. E la cosa che più fa sorridere, e poi concludo questo mio breve intervento, è più passa il tempo, cioè più ci si allontana dal fascismo e più il fascismo sembra essere un qualcosa che non se ne vuole andare, che non può essere lasciato andare. Ma da chi? Paradossalmente dalla sinistra. Cioè chi scrive oggi, va bene, Scurati, che lui critica tanto il fascismo, semplicemente non scrivesse sul fascismo, scrivesse su Mao, scrivesse su Gramsci, scrivesse su i fratelli Rosselli, su Pertini, scrivesse su chi vuole lui, ma non sul fascismo. Però
il fascismo è diventato un tema molto interessante per loro, lucrativo dal punto di vista economico. Quindi il fascismo oggi è usato dagli antifascisti come gallina alle uova d'oro. Allora, c'è Loredana che ci scrive a questo proposito: buongiorno, il fascismo oggi è quell'espediente per chiudere i confronti quando non si vuole affrontare il problema seriamente. Il fascismo ieri è quello che ha caricato su un treno a Roma cittadini innocenti. E qui stiamo parlando di ebrei, naturalmente. C'è però una Allora, telefonata, allora poi ti faccio rispondere a Loredana e leggo gli altri messaggi, ma c'è anche una telefonata in attesa. Sentiamola subito. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Antonio da Padova. Dunque io la definizione di cos'è il fascismo oggi volevo dire che secondo me è chi vuole imporre le proprie idee con violenza, con metodi non democratici. Quindi ecco, quindi questa è la quindi definizione oggi che la io vedo sinistra. oggi. Quindi oggi la Prego? sinistra è fascista. Quindi oggi la sinistra è fascista. La sinistra, i veri fascisti sono i centri sociali, certa sinistra, ma non questo è sono il vero fascisti. fascismo di oggi. No, non sono fascisti. Io ne scrivo nel libro, quelli sono comunisti, bisogna chiamarli con il proprio nome, non c'entra nulla col fascismo. Ma anche questa è stata un'idea. Sì, è vero. No, bisogna dirlo chiaramente. Sono d'accordo, però nell'accezione comune oggi, siccome richiamano, la sinistra richiama il fascismo per richiamarne la violenza, i soprusi, la sopraffazione, oggi questo fa parte della sinistra e la sinistra è diventata fascista. E come dice lei, d'altra parte, il fascismo ha origini socialiste. Dopo rispondi, Caio, però ho capito il senso dell'ascoltatore che tocca un tasto vero, no? L'ascoltatore dice una cosa vera. Il luogo comune si è imposto. È proprio quello che cerco di contrastare. È proprio questa la cosa che io cerco di contrastare, ovvero l'uso a vanvera del termine fascista. I centri sociali sono comunisti, sono estremisti, anarchici, è sinistra che non ha nulla a che fare col fascismo. Perché se è vero che il fascismo nasce dal socialismo, ma nasce come terza via e nasce in un periodo storico completamente diverso, con un'attenzione per il sociale che poi ha mantenuto durante il ventennio, unica che non si era mai vista nella storia, perché lo Stato liberale, che c'era prima il fascismo, va bene, del popolo, della questione sociale, dell'assistenza, tendenzialmente non è che interessasse molto. Quindi da questo punto di vista io spero che tutte le persone che leggeranno il libro potranno capire che per esempio la violenza non era fascista, il fascismo è stata una reazione, il fascismo specialmente nelle province, Gramsci, io lo cito nel mio libro, lui scriveva che esistevano due fascismi, uno della città e uno della provincia. La provincia era quello più violento, ma perché? Perché c'erano stati gli attacchi più forti contro i proprietari terrieri e quindi loro nel vedersi nel vedere in pericolo tutte le loro proprietà, anche la loro ricchezza, il ruolo sociale che avevano nelle campagne, nelle province, che adesso uno non si immagina, ma all'epoca i proprietari terrieri erano anche, non so, i sindaci, erano quelli che gestivano tutto il giorno dopo giorno in determinate province. Ecco, questo è uno dei miei obiettivi e sono convinto che le persone che avranno la voglia e il tempo per leggere il mio libro, che ripeto è scritto in maniera semplice, condensando le informazioni in maniera fluida, proprio per andare avanti e avere un'idea più obiettiva di quel periodo. Allora, torniamo a Loredana. La prima domanda, sì. Esatto, Loredana. Intanto, grazie ovviamente per l'intervento. Anche su questo, ovviamente il tema degli ebrei io lo tratto in maniera molto approfondita nel secondo libro. Intanto la razzia fatta degli ebrei avviene dopo l'arresto di Mussolini. Ricordiamo che fino a che Mussolini era capo del governo non venne tolto un capello agli ebrei, quindi fino al 25 luglio del 43. Ma non solo, anche gli altri paesi non mettevano in atto nessuna politica contro gli ebrei e persecuzioni contro gli ebrei. Lei ha parlato di discriminazione. Le discriminazioni, anche di questo ne parlo nel libro, ahimè, ci sono sempre state nei confronti degli ebrei. Invito la signora Loredana a vedere, per esempio, ci fu una riunione nel 1938, un summit fra molti paesi democratici a Evian, che è una città francese. Bene, basta digitare su Google e vedere cosa dicevano le grandi democrazie in questa conferenza dove si cercava di trovare un posto per qualche centinaia di migliaia di ebrei, e nessuna delle nazioni, sto parlando dell'Inghilterra, sto parlando della Francia, sto parlando della Svizzera, sto parlando degli Stati Uniti, nessuno voleva prendere gli ebrei. E Hitler aveva messo in atto delle politiche con la Havara,
già dal 1933 per far andare via gli ebrei. Purtroppo c'era chi si opponeva in maniera molto molto forte ed erano gli inglesi che avevano avuto un mandato sulla Palestina. Per tornare a Roma, quello che è successo nel ghetto è successo con i tedeschi, ovvero io ho trovato documentazione dove l'ufficiale tedesco che aveva portato avanti l'operazione, io non so Giulio se riesci a trovare poi ti dirò la pagina dove lo accenno, non in questo libro, nel secondo, dove lo specifico esattamente e dico che addirittura i tedeschi scrivevano che avevano fatto loro da soli tutta l'operazione perché la polizia italiana non era affidabile. E durante la Repubblica Sociale Italiana gli scontri più grandi fra i tedeschi e i fascisti erano proprio sul tema degli ebrei, dove cito fonti del Ministero degli Affari Esteri, dove cito scambio di documentazione della protezione che hanno avuto gli ebrei da parte del governo fascista. La gente non conosce la Delasem, è importante, basta digitare su internet cos'era la Delasem o cos'era la legge Falco del 1930 per capire come ci sono tantissime sfumature. Mussolini stesso non era antisemita, la donna più importante nella storia di Mussolini, va bene, che ha creato il mito di Mussolini e l'ha reso internazionale, è stata Margherita Sarfatti. Margherita Sarfatti, ebrea di Venezia, una donna di una cultura eccezionale, che tra l'altro negli ultimi anni è stata molto anche rivalutata, ci sono state delle mostre culturali molto importanti, è stata lei la creatrice del mito di Mussolini. Allora, Caio, siamo al termine della nostra breve conversazione. Il tema è interessante perché ha un riflesso immediato sull'attualità, non perché stiamo parlando solo di storia, come dicevamo all'inizio. Ti giro velocissimamente i messaggi nel frattempo arrivati, ancora precisa Paolo, Letti, Pansa, De Felice Pisanò. Persa la puntata precedente, acquisterò sicuramente il libro. Poi Alberto da Colnago, il fascismo è stato molto più di ciò che vogliono fare intendere taluni, troppi, ma una cosa è sicura, se si vuole seguire il dire di certi politici di sinistra, cioè da dizionario, politica basata sulla violenza e la sopraffazione, sicuramente oggi se esiste ed esiste questo modo di fare politica è da ascrivere a personaggi, giornalisti o politici di area di sinistra, non certo di destra. Questa è una realtà incontrovertibile e inconfutabile. Così è se vi pare, scrive Alberto Luciana da Muggiò. Da ignorante in materia, essendo anziana, posso dire che i miei nonni mi hanno esaltato quanto bene abbia fatto Mussolini all'Italia con le fantastiche creazioni, innovazioni, facendo vivere nella sicurezza il popolo. Quando poi ha sbagliato nelle scelte politiche, è diventato, diciamo così, terribilmente discutibile. Oggi il fascismo non esiste, ma esistono i sinistri che andrebbero resi impotenti a continuare a fare il male del popolo, scrive Luciana. Allora, nella mia visione delle cose, il rendere impotente qualcuno a fare del male lo si ottiene con un dibattito democratico, col voto, con le elezioni, con l'espressione, con la battaglia politica e la battaglia delle idee. Questo sì è l'antifascismo, no? Però capisco quello che scrive Luciana, cioè nel senso che appunto ci sono cose da conoscere, per questo stiamo parlando di questo libro. Poi bisogna appunto anche fare un'opera da una parte di storicizzazione e dall'altra evitare che i termini siano usati oggi semplicemente per squalificare, perché quando tu dai a uno oggi del fascista, questa è la mia non è una sensazione, è quello che vedo intorno, lo fai per delegittimare alla radice, quasi antropologica quella persona. È una cosa addirittura diventata prepolitica. Quindi tu non sei degno di parlare. Se tu sei un fascista, tu non sei degno di parlare. Che tu possa dire A, B, C, D, E, F o G, non importa, ma tu sei un fascista e oggi è usata per rafforzare il regime, il regime diciamo culturale, il regime finanziario, il regime politico. È un'operazione questa non solo semantica e lessicale, è un'operazione violenta di esclusione, perché dare a qualcuno del fascista significa subito etichettargli addosso l'impresentabilità, l'impossibilità di parlare e di esprimere la sua opinione. E quindi a questo punto tu la battaglia delle idee non la puoi più fare onestamente, no? Se squalifichi un larghissimo campo di persone che magari avrebbero invece degli elementi da portare. La faccio corta perché siamo alle 11.01, ti lascio proprio 10 secondi per concludere. Il libro leggetevelo perché poi alla fine dei conti quello conta. Ve lo leggete e vi fate la vostra opinione. Mussolini e il fascismo di Caio Mussolini, l'altra storia, edito da Edistorie. Caio, per chiudere veramente una manciata di secondi. Intanto Giulio, grazie per questa opportunità. Spero che le persone che hanno ascoltato questo programma siano quantomeno incuriosite nel capire l'altra storia. E veramente è stato un grosso sforzo, ma l'ho fatto perché era necessario un chiarimento in una maniera semplice
e soprattutto ascoltando anche le cose che sono state volutamente nascoste dalla vulgata in questi 80 anni, le tante falsità. Quindi ti ringrazio di questa opportunità, spero risentirci presto e ringrazio anche tutti gli ascoltatori per il loro tempo e anche se ovviamente avranno il piacere di comprare il libro. Grazie a Caio Mussolini, ci sentiamo presto. Adesso una breve pausa. Buona giornata Caio, buona giornata a tutti, ma ci sentiamo tra poco e rimanete qua. Stai ascoltando